questo intervento del vice direttore ci dimostra quanto la società sia molto più avanti di quella che è la sua rappresentazione politica e istituzionale e di come la magistratura debba intervenire per risolvere questioni che sarebbe molto più semplice risolvere con una semplice legge che riconoscesse i diritti e regolamentasse, insomma, l'organizzazione. Allora, adesso darei la parola a Maria Paola Curleli, che è una dirigente scolastica dell'Istituto Cano Poleno. È stata ed è, per quanto ormai non esiste più a Sassari, però è rappresentante della GEDO, che è l'associazione dei genitori e amici delle persone omosessuali, e che si è sempre impegnata all'interno degli istituti dove ha lavorato a creare quelle condizioni proprio per introdurre l'argomento dell'omofobia, del bullismo, dei diritti di gay e lesbiche, per fare una giusta informazione, una giusta sensibilizzazione. Io qua la ringrazio pubblicamente per il lavoro svolto sia nella scuola di Sorso che al Cano Poleno. Grazie. Qui bisogna essere fenicotteri per questi microfoni, sentite. Credevo, ma invece il collo ce l'ho un po', il collo non ce l'ho abbastanza lungo. Va. Allora, la scuola c'entra sempre, no? Fa parte della vita di tutti, di tutte e di tutti, e quindi nonostante il vuoto normativo, i bambini, le persone omosessuali ci sono, vivono la loro vita, hanno figli e figlie, e questi vanno a scuola, e la scuola si trova ad affrontare tutti i giorni, insomma, ha a che fare con tutte le persone, quindi anche con le persone omosessuali, con i loro figli. Dopo le due relazioni della professoressa Patrizzi e del dottor Minisola, io mi calo molto, scendo molto per terra, porto anche un po' di esperienze, perché credo anche che sia un po' questo quello che devo fare. Intanto la scuola, rispetto al tema che oggi affrontiamo in questa conferenza, la scuola si pone sia come luogo di accoglienza, dove le bambine e i bambini trascorrono il loro tempo, crescono culturalmente, costruiscono conoscenze e costruiscono relazioni, sia come luogo di formazione, sia come organo costituzionale che prepara cittadini consapevoli. Quindi vi dico la scuola che vorrei e poi vi dico la scuola come la vedo. In 33 anni di lavoro nella scuola come insegnante e come dirigente scolastica, ma poi devo dire anche come madre, quindi ho avuto ovviamente a che fare con la scuola come mamma, dal momento che mio figlio, come tutti, è andato a scuola, e insomma faccio un pochino una descrizione di com'è la scuola, di come mi piacerebbe che fosse. Parto da questo: mi piacerebbe che la scuola fosse il luogo dove ogni bambina e ogni bambino sta bene, qualunque sia la famiglia da cui proviene, qualunque sia anche qualunque sia l'identità che piano piano si forma, come sente di essere, cioè un bambino o una bambina che non si sentono sbagliati, che qualunque cosa inizino a sentire che avviene dentro di loro sappiano che è giusto.
questo mi piacerebbe che la scuola fosse così. In realtà io ritengo che non lo sia. E Massimo poco fa ha parlato del mio impegno, ha detto anche, ha utilizzato un termine del tipo, cioè che fa per, in realtà direi che cerca di fare, perché non è che mi impegno e faccio, mi impegno, cerco di fare, le resistenze sono tante e quindi i risultati non sono mai semplici da raggiungere, non sempre si raggiungono. In ogni caso, sicuramente in tutte le scuole dove sono stata il tema lo affrontiamo, ne parliamo e la cosa più bella, anche o meglio una delle cose belle, è che le persone si esprimono anche quando hanno posizioni assolutamente contrarie a quelle che io cerco di, io e chi mi segue, io da sola non faccio niente. Quindi, che cosa attualmente la scuola è un luogo, è un contesto omofobico, è un contesto eterosessista, dove i messaggi che circolano sono di quel tipo, cioè sono messaggi che presuppongono che tutte le persone siano eterosessuali. Parlo dei messaggi espliciti, ma anche di quelli impliciti. Parlo degli strumenti che si utilizzano, i libri di testo. I libri di testo sono fondamentalmente rivolti a persone eterosessuali. E qui ovviamente io sto generalizzando perché ci sono delle bellissime eccezioni, però lo spaccato della scuola mi permetto di farlo perché ci lavoro e quindi non accetterei forse le stesse critiche dall'esterno, però nel senso che la scuola viene molto criticata da tutti sentono di poter avere il diritto di farlo pur non conoscendo quello che succede. Io ora sto partendo da ciò che non va, perché ovviamente l'idea è di apportare cambiamenti nella direzione giusta, cioè la direzione giusta è che dalla scuola escano cittadini consapevoli, rispettosi di qualunque persona, secondo quello che prescrive anche la Costituzione, e anche partigiani, cioè in grado di decidere da che parte stanno quando vedono qualcosa di sbagliato, quindi di intervenire per esempio rispetto ai messaggi e alle azioni omofobiche che tutti noi possiamo vedere. Che cosa succede? In generale gli insegnanti parlano alla classe come se avessero davanti solo studentesse o studenti eterosessuali. Il linguaggio che usano è quello. Se noi partiamo dalla scuola materna, alla scuola materna i bambini arrivano lì da famiglie dove arrivano intorno ai 3 anni, è probabile che in questi primi 3 anni che hanno vissuto solo a casa abbiano sentito spesso discussioni tra genitori con gli amici, insomma nel linguaggio anche amicale o così informale, abbiano sentito frasi del tipo meglio un figlio malato che fruscio, addirittura meglio drogato, ma addirittura anche meglio morto. E comunque hanno sentito, parlo in generale, e questo non succede ovviamente nelle famiglie omogenitoriali, per cui poi faremo anche una differenza, ma la cosiddetta famiglia tradizionale, cioè quella naturale per diritto divino, e a questo punto c'è una bellissima definizione di Lingiardi che dice che c'è sempre un potere che decide cos'è la natura. Quindi queste bambine e bambini arrivano a scuola e la scuola è il primo, la loro prima occasione di confrontarsi con gli altri, spesso è la prima occasione, per creare relazioni, per parlare, per portare anche quello che ognuno ha già vissuto. E lì si sentono le fiabe, no? Le maestre insegnano molto con le fiabe, dove la principessa sposa sempre il principe, dove l'eroe, che quasi sempre è maschio, ma a volte ci sono anche delle eroine,
dell'eroe, eroesse, non so, non voglio usare il termine eroina, che è anche un altro significato. Comunque, l'eroe alla fine come premio ha sempre una donna che è la più bella, cioè quella che ha liberato dalla prigionia e via dicendo. Il ranocchio diventa principe, la principessa lo sposa e tutte queste belle storie. Mi risulta che, salvo qualche eccezione che proviene da maestre illuminate che fanno una ricerca, perché non è facile trovare fiabe diverse, fiabe che si rivolgono e che raccontano di tutti gli amori, perché che parlano di amore che ha sempre diritto di esistere, qualunque sia l'oggetto dell'amore, ovviamente rimanendo nel campo di rapporti paritari, di rispetto e via dicendo. Quindi le bambine e i bambini continuano a rinforzare questa idea che i maschi per forza amano le femmine. Non solo, a scuola si impara anche cosa fanno i maschi e cosa fanno le femmine, cioè a scuola si insegna il ruolo di genere. E noi donne siamo fortunate, io mi sono potuta permettere di fare tutti i giochi da maschio, perché per le bambine è più facile dire mi piace giocare a pallone da piccoli. Se fossi stata maschio e avessi avuto gli stessi gusti al contrario, probabilmente ci sarebbe stato uno scandalo appassionandomi di bambole invece da maschio, insomma. Quindi sui ruoli di genere c'è tanto da fare e la scuola ha un potere immenso per cambiare. Io le cose cerco di vederle sempre, la scuola veramente forse è l'istituzione che ha più potere e forse anche per questo ce lo stanno togliendo, nel senso che si stanno tagliando tutte le risorse, forse ci sarà anche qualcosa che ha a che fare con questa consapevolezza. Quindi che cosa succede quando dopo essersi immersi in un nuovo contesto che rinforza i messaggi della famiglia, anche perché la famiglia sta bene attenta ai messaggi che si danno a scuola e se non sono più o meno, forse se non vanno nella stessa direzione, magari iniziano anche i conflitti tra scuola e famiglia. Comunque dopo un bel rinforzo di che cosa è giusto essere, di che cosa è naturale, che cosa invece non è naturale, a un certo punto succede che a un bambino o a una bambina inizia a battere il cuore per un bambino o una bambina, insomma, per persone dello stesso sesso. Che cosa succede allora? Succede che un bambino si sente sbagliato, sente che non è giusto quello che gli sta succedendo, se ne vergogna e inizia tutto quel percorso di sofferenza che poi porta a ciò che sappiamo che avviene fra gli adolescenti. Sappiamo che la causa più frequente di suicidio fra i giovani adulti e fra gli adolescenti è l'orientamento sessuale, e non certo perché l'orientamento omosessuale induce depressione, ma perché tutti quelli che ci guardano ci inducono non solo depressione, ma proprio voglia di buttarci giù dal ponte. Allora la scuola che vorrei io invece è una scuola che insegna che ogni amore è giusto, che la natura è quella, cioè tu sei, se non sei un OGM sei natura, e che la natura è stata forzata in molti casi, anche la nostra salute è una forzatura della natura, perché noi abbiamo trovato dei modi per combattere i batteri che sono naturali, e vuol dire che non sempre la natura ci piace, no? A volte non ci piace e cerchiamo anche di andare oltre. Allora, io che cosa vi posso dire? Non ho mai trovato a scuola figli, in questi 33 anni, figli di coppie omosessuali, ma siccome esistono, arriviamo a questa conclusione. Evidentemente non si rivelano, evidentemente si nascondono, non ci sono. Devo dire che nelle scuole
trovo anche sempre un gruppo di insegnanti che è disposto a seguirmi, a metterci la faccia, ad impegnarsi. Certo, mi sono resa conto che tutti, o perlomeno moltissimi, continuano a lambicarsi il cervello su perché diavolo mi sto occupando di questa tematica, e quindi sicuramente mio figlio è omosessuale, o sicuramente forse lo mio marito, forse lo sono e invece il mio messaggio, un giorno mio figlio mi ha detto: mamma, ma perché tu dici sempre che io sono eterosessuale? Non ce n'è bisogno, non me ne importa nulla. Io in realtà ce l'ho un motivo per dirlo. Io faccio parte della GEDO, pur non essendo madre di figli omosessuali. Per me è importante dirlo perché voglio lanciare il messaggio che ce ne dobbiamo occupare tutti. Questi non sono fatti. Che riguardano le persone. Io tra l'altro ho un interesse personale fortissimo su questo tema. Il mio interesse personale è quello di una cittadina che vuole essere circondata da persone che stanno bene, e quindi da persone che hanno i miei stessi diritti. Quindi certo che sono interessata molto, non perché io non ce li ho, ma perché io ce li ho e mi sento privilegiata. Tutte le volte che abbiamo diritti che non hanno altri, i nostri diritti sono privilegi, e l'Italia è un paese di privilegiati, e mi piacerebbe che la scuola riuscisse con forza davvero a farci avere una società diversa con gli studenti che poi diventeranno la nostra classe dirigente e la nostra classe politica. Io vi voglio, non vi voglio annoiare, adesso vi direi un paio di cose che sono così che cosa dovrebbe fare la scuola. Qui mi dispiace che il nostro sindaco se n'è andato, però insomma riferite. A Roma, l'11° municipio, ci sono le scuole materne frequentate da tanti bambini figli di famiglie arcobaleno. Sono una risorsa, sono stati una potenza, un motore di cambiamento, perché questi genitori che intanto si sono resi visibili, secondo me, se uno inizia a fare un coming out se ne trova dietro chissà quanti, no? Tutto è iniziare a dirlo. Io sogno una scuola dove un insegnante faccia il coming out, che bell'esempio sarebbe. Che bella testimonianza, soprattutto se è una insegnante stimata, che piace, cioè insomma, voglio dire, le testimonianze anche di tante, anche di Tiziano Ferro è stata una cosa molto importante, no? Che dà forza agli altri. Allora, dicevo che l'11° municipio di Roma ha messo in atto un progetto meraviglioso di formazione per tutti i lavoratori di queste scuole materne, perché è chiaro, cioè da cosa partiamo? Dalla formazione del personale. Mi piacerebbe riuscire davvero a formare il personale, quindi parlo degli insegnanti, ma parlo anche del personale ATA, dei collaboratori scolastici, che riflettono sul loro linguaggio, che riflettono sulle parole, che stanno attenti ai messaggi. L'attenzione iniziale poi parte in automatico. Quando si diventa consapevoli, allora una bella formazione che faccia sì che ci sia una scelta di temi da trattare, di contenuto particolare, per raggiungere quello che vi ho detto prima, in modo che ognuno si riconosca. Ci sono ragazzi, e ne abbiamo testimonianza, che hanno detto a scuola: io non ho mai trovato una lettura, un insegnante che mi abbia dato la forza di riconoscermi in quello che diceva. Sto parlando ovviamente di ragazzi omosessuali o di ragazze omosessuali. Addirittura la letteratura, sappiamo, ma veramente tutte le discipline offrono
occasioni straordinarie a volerne approfittare. Il problema è che si evitano. Ci sono insegnanti che a volte non scelgono brani dove si parla di omosessualità perché hanno paura di venire scambiate loro per omosessuali. Ecco quindi che l'omofobia fa male a tutti, fa male anche agli eterosessuali. Oppure che parlano di Oscar Wilde tralasciando qualche piccolo particolare irrilevante evidentemente, no? E quindi insomma l'altro giorno ho scritto su Facebook, ho postato una bella fiaba da un sito spagnolo dove la principessa si sposa con un'altra principessa. E un'amica, ho ritenuto carino riportarlo perché un'amica mi ha scritto: buonanotte, ma non è che adesso lo mettiamo in testa noi alle nostre nipotine che invece del principe azzurro arriva la principessa azzurra e vissero felici e contente? Lasciamo che decidano da sole da che parte vogliono stare. Cioè, ma questo è un equivoco incredibile. Ma come possono decidere le bambine e i bambini da che parte stare? Chi di noi ha deciso? Ma se avessimo potuto decidere, chi si sarebbe condannato all'infelicità? Visto che in Italia scegliere, decidere di essere, non di come viverla, ma di essere omosessuali, veramente il massimo del masochismo. Cioè l'orientamento sessuale non si decide come viverlo, questo sì, si decide cosa farne di noi, di quello che siamo. E quindi lì la mia risposta è stata proprio di quel tipo, cioè l'importante, nessuna fiaba intanto ha mai indotto omosessualità né eterosessualità, però troppe storie parlano esclusivamente di amori eterosessuali e fanno pensare che quegli amori sono gli unici amori giusti, e non è così, perché gli amori sono tutti giusti. Nella nostra famiglia tradizionale, dove l'amore viene sempre a mancare, dove aumentano sempre le botte, che spesso vanno oltre le botte, mi pare che l'amore stia proprio mancando in quello che, o meglio, insomma la famiglia tradizionale è nata come un contratto, non certo come la sintesi di una storia d'amore. Sto parlando della storia della famiglia, e forse adesso davvero le storie d'amore reali sono queste che sono così anche combattute. Io quest'anno ho fatto un progetto anche nella nuova scuola dove ci sono da quest'anno, e nel liceo, abbiamo fatto le medie al liceo. Devo dire che nel liceo ci sono state diverse forme di resistenza da parte dei genitori, da parte di insegnanti che però non le fanno apertamente perché ci vogliono attributi per opporsi, ci vogliono argomentazioni, quindi non ci si oppone, però diciamo che poi sotto sotto arrivano altri messaggi. E io ho passato delle giornate in cui ero molto depressa per alcune reazioni, per alcune critiche, e altre invece in cui comunque io ho ricevuto una lettera anonima che vi voglio leggere. Buongiorno, gentilissima professoressa Curieli, siamo 2 studenti del liceo, tuttavia non sveleremo le nostre precise identità. Non diremo i nostri nomi perché in una società come questa, che ci obbliga a nasconderci, abbiamo paura degli altri, di ciò che direbbero, di come ci tratterebbero e di come la nostra vita cambierebbe. La lotta all'omofobia in Italia è destinata a durare ancora molto, ma forse un giorno cesserà. Forse un giorno verremo da lei e le diremo chi siamo. Forse un giorno potrà chiamarci per nome e così potranno farlo gli altri, senza averne paura, senza provare odio o fastidio per ciò che siamo. E se tutto ciò avverrà sarà anche grazie a donne e uomini come lei, che si battono per rendere questo mondo un luogo migliore, senza ignoranza e senza discriminazioni. Dopo aver saputo della sua adesione al programma dell'Agedo non abbiamo potuto fare a meno di ringraziarla.
perché ciò che ha fatto, che potrebbe sembrare trascurabile di poca importanza per alcuni, per noi ne ha avuta molta. Era anni che desideravamo che qualcuno prendesse parte a questo genere di iniziative e provasse a cambiare le cose, ma mentre noi ci limitavamo a farlo in anonimato e con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione, lei ha avuto il coraggio di farlo apertamente, il coraggio di andare contro tutti senza tener conto delle opinioni che gli altri potevano nutrire su di lei dopo questa scelta, lottando per fare la cosa giusta. Ed è proprio per questo coraggio che la ringraziamo dal profondo del cuore, 2 alunni del suo liceo.